Oggi presentiamo il nuovo sito dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, un sito ricco di funzionalità che permetterà una migliore relazione tra gli iscritti e il proprio ente e tra l'Ordine degli Psicologi e i cittadini. Questa presentazione è anche un tutorial sull'uso del sito e sulle sue funzionalità. Per questo è con me Francesco Sisorio di Picta Studio che insieme a noi ha costruito questo sito e che ce ne spiega le funzionalità. Grazie Alessandro. Io vi racconto come siamo arrivati alla creazione di questo sito e appunto, come detto, alcune funzionalità che permettono l'usabilità, che permettono la migliore usabilità e la freschezza. Noi abbiamo lavorato principalmente su 3 capisaldi: usabilità, freschezza e cittadini. L'usabilità mettendo a disposizione dell'utente, del navigatore, uno strumento in grado che gli permettesse di muoversi con facilità all'interno del sito, cosa che spesso nei siti istituzionali non è sempre così facile da trovare. Freschezza, questo lo troviamo in tutti gli elementi del sito, dai colori, abbiamo comunque usato dei colori pastello, dei colori comunque che invogliassero la navigazione. Le icone che sono state comunque studiate e di conseguenza, come l'icona dell'Upside Learning, delle FAQ, della Gazzetta, sono comunque icone che richiamano immediatamente il contenuto della sezione. E anche i font, così come le immagini dello slideshow che richiamano le varie sezioni del sito. E questo per fare in modo appunto dare comunque sempre freschezza al sito, ma fare in modo anche che il navigatore durante l'uso del sito passi il tempo in modo piacevole, in modo rilassante, quindi questo ha vantaggio dell'esperienza di navigazione dell'utente. E poi abbiamo concentrato, anche insieme ad un brief fatto comunque con l'ordine, la nostra attenzione sui cittadini. I cittadini che in questo sito hanno molta importanza attraverso una sezione dedicata a loro, molto visibile nel menu, attraverso una voce dedicata molto visibile, ma anche attraverso la possibilità di trovare gli psicologi iscritti all'ordine, dando comunque molta importanza appunto allo psicologo. E lo psicologo che poi comunque anche lui ha una sezione riservata, grazie a una login o alla password, dove può trovare dei contenuti a lui dedicati. Adesso va bene, qui siamo registrati con un nostro account di test, però vediamo che nella parte sinistra dello schermo ci sono tutta una serie di contenuti dedicati proprio allo psicologo iscritto. Molta importanza che abbiamo riservato poi in questo sito è alla parte social. La parte social che, oltre chiaramente al richiamo alle pagine personali dell'ordine, come Twitter, come Facebook, dove vediamo anche 2 widget laterali che richiamano gli ultimi post, gli ultimi tweet, ma anche all'interno nelle singole notizie la possibilità di condividerle, ma anche all'interno dell'Upside Learning la possibilità di condividere video, quindi condividere tutte le attività dell'ordine, video pubblici e video privati. Video quindi collegamento con la parte YouTube, con una parte pubblica di YouTube, ma anche con una parte privata di Vimeo che gli iscritti, grazie appunto a una login, possono comunque vedere. Niente, altre sezioni appunto che guidano l'utente nell'esperienza di navigazione sono le FAQ, sono comunque tutta la parte dei servizi, della trasparenza. Il sito ha la possibilità poi di pubblicare dei siti tematici, quindi delle landing page, dei mini siti dedicati a delle iniziative dell'ordine, quindi dare molta importanza a questi aspetti. Io faccio notare come rispetto al passato, rispetto anche ad altri siti istituzionali, non soltanto degli ordini degli psicologi,
Abbiamo due campi particolarmente interessanti, a parte le funzionalità che ci ha già descritto Francesco. Una è la pagina dedicata alla comunicazione. Si sa che l'ordine dà una grande importanza nel raggiungere questo obiettivo. L'altro, come è stato detto, è quello della formazione. La formazione che in questo momento viene realizzata tramite video, ma verranno caricati anche dei testi scritti e in una prospettiva di un futuro molto prossimo anche una piattaforma per la formazione a distanza che permetterà anche di erogare crediti ECM che sono già obbligatori per chi lavora con il settore pubblico e eventualmente potrebbero diventare obbligatori per tutti gli psicologi. In quel caso non ci faremo trovare impreparati e questo sito potrà dare la possibilità di erogare un quantitativo rilevante di crediti ECM. Inoltre, appunto, la chiarezza importante sulla professione sia per i colleghi che per i cittadini diventa piuttosto preponderante. La professione, si tratta di una serie di iniziative, di materiali fondamentali, anche perché dobbiamo condividere con i colleghi una cultura della professionalità che non sia soltanto basata sulla consapevolezza degli atti tipici, ma anche delle leggi, delle normative, di pareri, sentenze, linee guida, che sono quelli che rappresentano lo scheletro. Come ultima cosa, i servizi. L'Ordine sta implementando una serie di servizi molto importante per i colleghi. Questo sito permetterà di averli tutti visibili immediatamente. Per il resto le funzionalità del vecchio sito e i contenuti rimangono, c'è la spiegazione dei gruppi di lavoro, c'è l'ordine con le sue regole, i suoi componenti. Mi permetto di ringraziare Pictastudio per l'ottimo lavoro fatto con l'albo online che permette una ricerca veramente efficace, intuitiva, veloce, utile per le persone degli psicologi. Questa in realtà poi come funzionalità istituzionale del sito è anche quella maggiore. La parte di trasparenza è un adempimento legale e non mancheremo di ottemperare a tutte le normative che sono complesse, per questo la parte di trasparenza non sta prendendo troppo tempo dal punto di vista tecnico a essere costruito, esatto, ma da un punto di vista contenutistico. Altra cosa che posso dire mi piace molto è la possibilità di avere un sito responsive, un sito molto veloce nel dare grandi informazioni. C'è a parte la home page che potrà essere poi modificata alla bisogna quando ci saranno delle novità con questo slideshow, poi ci sono le frasi in alto sopra, quelle appena sotto il menu che diventano interessanti, e poi c'è tutta la parte dei social network. La scalabilità su cellulare rappresenta un grande passo avanti rispetto anche al sito precedente, che veniva da un'era in cui gli smartphone non erano così utilizzati per la navigazione in internet. Adesso il sito è veramente uno strumento a portata di ogni professionista in qualunque momento della sua giornata, in qualunque momento abbia bisogno di un'informazione, di un dato, di un documento, oppure di tenersi aggiornato sulle attività ordinistiche.